Le immagini riprese da un drone mostrano il braccio a pinza di una grande ruspa che aggancia e sgretola il cemento della struttura. Sta per cambiare lo scenario del centro storico di Cosenza. Da questa mattina si lavora per demolire l'ex hotel Jolly. Trovato l'accordo tra Comune, Regione e Ater, è stato dato il via libera alla ditta incaricata di abbattere lo scatolone, che è stato negli ultimi 68 anni sede di un albergo, di un istituto bancario e dell'ente che gestisce l'edilizia popolare. Si tratta di un'operazione delicata perché è necessario preservare l'integrità e la stabilità di due piani e non danneggiare gli edifici circostanti. È un'operazione complicata, delicata, non era possibile immaginare un altro tipo di intervento perché questo è quello che risulta tra virgolette più pulito e anche meno rischioso per l'intero centro storico, perché gli altri tipi di demolizione potrebbero provocare delle sollecitazioni magari anche rischiose. La viabilità sul Lungocrati nel tratto tra Piazza Valdesi fino al ponte Galeazzo di Tarsia sarà interdetta fino al 30 novembre. L'intervento è diviso in due fasi. La prima riguarderà la demolizione della struttura, poi si realizzerà il Museo di Alarico. I tempi previsti sono circa 13 mesi, questa qui è la data prestabilita come scadenza. Salvo imprevisti, e mi auguro che non ce ne siano, per come è stato programmato il tutto, dovremmo farcela tranquillamente in questo periodo. La parte che rimane verrà inglobata nella nuova struttura, quindi rimarrà attaccata con delle travi in acciaio, rimarrà bloccata all'interno della nuova struttura.